Buongiorno e ben ritrovati per questa puntata di 7 in punto che si concentra sui temi legati alla salvaguardia del territorio e l'agricoltura, e quindi sarà una puntata comunque ricca di molti stimoli, e cominciamo da una storia veramente millenaria, la fiera di Santa Lucia di Piave, che nel prossimo weekend animerà proprio le zone intorno a Santa Lucia di Piave a Treviso, che è la sede di questa manifestazione, ed è con noi il vicepresidente dell'Ente Fiere di Santa Lucia, Alberto Nadalla, a cui do il buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. A tutti, grazie. Allora, ormai ci siamo, state preparando l'edizione numero 1353, quindi una storia antichissima, una grande responsabilità. Sì, è una fiera che, visto gli anni in cui si è svolta, penso sia anche testimonianza della capacità di saper coniugare tradizione e innovazione, no? Quindi una fiera molto storica, una fiera anche importante, che è emblema e simbolo di un territorio e di un mondo, insomma. Adesso magari si conosce di più la Fiera Agricola di Verona, perché ovviamente anche il marketing ha la sua importanza, ma questa invece è un punto di riferimento assoluto per tutto il nord-est e non soltanto per gli agricoltori. È un punto di riferimento, è una fiera, lei ha citato bene prima la Fiera di Verona, è una fiera di Verona, una fiera, un evento internazionale, il nostro sta per avere un riconoscimento a livello nazionale, quindi insomma sono due eventi importanti che si svolgono su due territori diversi ma che appartengono a una stessa regione, no? Quindi due eventi che parlano di due territori che parlano molto di agricoltura e ne parlano con eccellenza, no? Perché produciamo poi prodotti che sono apprezzati in tutto il mondo. Assolutamente, sì, alla fine parti del Veneto che si assomigliano perché sono produzioni di altissima qualità sia nel settore enologico che poi in altri tipi di produzioni, penso al radicchio per Treviso o anche al radicchio veronese. Certo. Siete molto simili anche come tipo di produzioni. C'è bisogno di riflettere perché l'agricoltura cambia e si avvicina a sempre nuove sfide ed è veramente un cambiamento enorme quello che le tecnologie stanno apportando a questo settore. Questa fiera cerca in qualche maniera di modernizzarsi assieme all'agricoltura. È una fiera che cerca di fare non solo diciamo, l'evento espositivo in sé, ma che cerca anche e sta facendo in questi anni formazione e informazione allo stesso tempo, perché all'interno della stessa manifestazione fieristica facciamo tutta una parte anche di convegnistica, di workshop, dove insomma gli imprenditori agricoli vengono per vedere le novità sul campo, per parlare, per confrontarsi, per scambiarsi idee, come momento di ritrovo ma anche come momento di formazione e informazione. Ecco, è anche una fiera di pubblico perché si muove veramente un esercito di persone intorno a questa manifestazione. Una manifestazione muove moltissime persone, se pensiamo al territorio e alla diciamo, la sua natura provinciale, no? Perché mentre Verona è una grande città, Santa Lucia di Piave è un paese di provincia che però ha questa grandissima tradizione ormai millenaria, muove 100.000 persone nell'evento in sé e più di 40.000 visitatori all'interno della manifestazione. Che cosa si trova per chi non la conosce o per chi vuole venire a conoscerla? Diciamo che per le famiglie nella 3 giorni di fiere all'esterno si trova dal mandorlato alle giostre, al vero evento, alle trippe fatte dalle associazioni. Per festeggiare degnamente Santa Lucia, ovviamente. Esattamente, per festeggiare Santa Lucia, questa nostra santa che dà il nome anche al nostro paese, e quindi si trovano moltissime attrazioni per chi arriva da fuori, no? E poi nella parte invece proprio fieristica, più specializzata, si trova un'area dedicata alle famiglie, un'area dedicata alle mogli dove trovano prodotti dal mondo dell'agricoltura, quindi che derivano dall'incontro con il produttore che vende direttamente, e un'area proprio specializzata, quella vera storica dell'agricoltura, dove si trovano animali e attrezzature specializzate per l'agricoltore. L'evento clou qual è quest'anno? Beh, quest'anno all'interno della fiera abbiamo un padiglione importante che si chiama Vita,
che è acronimo di Viticoltura, Innovazione, Territorio e Ambiente. Abbiamo questa area, diciamo, di futuristica che guarda il futuro con degli importanti partner, tra i quali posso dire Vivai di Rauscedo, Scuola Enologica di Conegliano, Cravit. Quindi siamo sull'eccellenza di tutto. L'eccellenza nel mondo della viticoltura e in agricoltura, quindi avremo questo evento importante, questo padiglione importante che parlerà dell'innovazione in agricoltura da adesso ai prossimi 10 anni. Ecco, è un tema molto, molto bello ed è un tema che ha delle ricadute su tutta la popolazione che insiste su questi territori. Siamo nelle terre del Prosecco, che sono terre spettacolari anche dal punto di vista dell'immagine, se uno viene a visitare qualche cantina, però sono terre sfruttate dall'agricoltura, quindi c'è sempre bisogno di innovare anche per quanto riguarda tutti i procedimenti che poi portano alla coltura della vite. L'impatto è sempre importante sul territorio, però è anche vero che questo territorio vive di quello nel mondo. Certo. Diciamo, è un territorio che ha saputo creare questo prodotto, che lei ha detto è il Prosecco, che è solo la punta di diamante di tanti altri prodotti che però sono bandiera nel mondo attualmente, perché questo vino che veramente sta avendo un successo enorme, probabilmente anche inaspettato da molti, che moltissimi ci invidiano, e se pensiamo che i francesi nelle loro aree, insomma, stanno cercando di portare a patrimonio dell'UNESCO i propri vigneti, penso che noi dovremmo fare la stessa cosa e cercare di quindi tutelare questo valore aggiunto che abbiamo per noi, ma per tutto il nostro territorio, per quello che ne viene. Ecco, le novità sono tante e vengono proprio dalla tecnologia applicata anche al settore vitivinicolo. Sono molte tecnologie che oggi sta facendo passi da gigante. Oggi andremo sempre di più verso un'agricoltura di microlavorazione che mirerà molto di più le lavorazioni in modo da avere impatti sempre minori, per cercare di far sì che prima di tutto venga tutelato l'imprenditore agricolo stesso, ma anche e soprattutto poi l'ambiente, il territorio e chi ci vive, perché poi alla fine oggi agricoltura deve essere intesa come tutela e salvaguardia di un territorio, arricchendolo, no? Perché vedere un bel vigneto, vedere un bel campo che viene tenuto bene, piuttosto che una sterpaglia lasciata lì allo stato brado, penso che sia un valore aggiunto per qualsiasi territorio nel mondo. Ecco, in un periodo di vacche magre, tanto per rimanere in quest'ambito anche nel gergo, abbiamo visto che anche tra le fiere del Veneto si sta scatenando una concorrenza spietata. Voi come state vivendo questa fase? Come vi state attrezzando, diciamo così, anche per proteggervi? Ma oggi diciamo che noi siamo aperti alle sinergie più che lavorare in difesa. Noi abbiamo sempre lavorato cercando di migliorare i servizi per chi viene in fiera, sia dal punto di vista dell'espositore che anche del visitatore. Penso che la parola d'ordine sia questa, lavorare guardando avanti con idee nuove, idee innovative. Oggi non funzionano più quelle manifestazioni che diciamo sono rigide, ma bisogna essere flessibili, bisogna essere in grado di intercettare quelle che sono le esigenze del momento e mettendole in campo, e poi noi insomma siamo sempre anche stati aperti alle sinergie. In questo senso ci siamo aperti all'idea di creare un asse e un polo fieristico per tutta la provincia di Treviso, visto che attualmente non c'è, e il nostro insomma è una struttura importante. E oltre che avere una tradizione, l'asse delle fiere del Piave è stato chiamato. L'asse delle fiere del Piave, che poi guardi comunque a tutto il nord-est come a livello quindi interregionale, e anche a quel cosiddetto corridoio, a quell'asse Alpe-Adria, no? Con tutti quelli che sono gli stati Austria, Slovenia, Croazia, che sono vicini a noi e che ci guardano insomma con un occhio di riguardo. Stiamo intanto vedendo le immagini del vostro sito fieresantalucia.it, dove si trova ovviamente tutto il programma della manifestazione e dove si possono trovare anche tutte le news su quello che sta succedendo all'interno di questa manifestazione. Tra l'altro molto bella anche l'immagine scelta per il logo che fa vedere quanto
questa fiera cambia proprio il volto della città e lo fa da 1300 anni e passa, abbiamo detto, quindi è proprio un cambiamento molto grosso per Santa Lucia di Piave, che lei stesso l'ha detto, è un paese che insomma ha una dimensione contenuta. Sì, è un piccolo paese di provincia che però diciamo, è situato in un'area crocevia, no? Della vecchia via austro-ungarica, con tutti i nostri territori, e qui una volta ci si incontrava per commerciare il bestiame, c'erano i popoli del nord con i popoli delle Venezie che risalivano, invece c'era questo scambio e da lì insomma è proseguita per 1350 anni, quindi vuol dire che una ragione profonda c'era e questa va mantenuta, va tutelata. Poi logicamente negli ultimi 50-60 anni, con l'avvento della meccanizzazione in agricoltura, abbiamo poi specializzato cercando di innovare, insomma. Questo senz'altro. Ci saranno questi droni che fanno il giro delle campagne, li farete vedere? Faremo vedere, li avevamo anche l'anno scorso, perché in agricoltura i droni saranno veramente il futuro nei prossimi 50 anni, soprattutto le applicazioni che saranno in grado di svilupparsi con questi droni saranno fondamentali per cercare di eseguire lavorazioni molto più mirate, molto meno impattanti e anche molto meno dispendiose. Quindi saranno il futuro e li avremo in fiera. C'è sempre la necessità anche di ampliare i margini di produzione, non soltanto per il reddito degli allevatori, ma anche perché ci apriamo mercati internazionali. Parlavamo del Prosecco, che ovviamente ha un mercato vastissimo anche internazionale, ma penso al radicchio di Treviso, altre produzioni che magari sono più facilmente deteriorabili e quindi hanno difficoltà diverse sui mercati. È un'altra frontiera molto importante. Sì, è importante saper stare sul mercato. Oggi le aziende agricole raccolgono sfide importanti, perché l'internazionalizzazione delle aziende è un qualcosa di complesso, richiede di essere strutturati, richiede di avere non solo un prodotto di qualità ma di saperlo comunicare, richiede molte sfaccettature diverse che non sempre è facile trovare nelle nostre aziende, nonostante producano prodotti di eccellenza. È necessario, esatto, anche perché gli altri ce li rubano usando magari prodotti contraffatti. O che usano i nostri nomi, e quello è un danno molto importante. Certo. Da questo punto di vista è fondamentale, penso sono fondamentali due aspetti: da un lato che ci sia degli enti controllori che ci tutelano a livello mondiale, quindi che è un po' quello che si cerca di fare dove è possibile, e dall'altro lato fare formazione sui giovani imprenditori che crescono, e non a caso noi avremo in fiera un workshop, per dire, che è in collaborazione con Fornace di Asolo, che è un incubatore di giovani imprese. Sono spesso da noi ospiti. Ecco, che proprio parleranno del settore dell'agrofood e quindi di nuove idee da incubare nel settore dell'agroalimentare, quindi cercando di guardare in modo innovativo al mercato. Ho visto che avete un occhio di riguardo anche per i giovani. Abbiamo capito che i giovani guardano all'agricoltura come una professione per il loro futuro, sì. Una professione che li può stimolare anche su frontiere nuove. L'agricoltura penso che sia la base, è un po' dove siamo tornati. Abbiamo visto insomma la crisi che c'è oggi nel settore dell'industria, della finanza. L'agricoltura è la base perché è quella che ci dà da mangiare ogni giorno, e quindi è anche che può creare un business importante, quindi perché no, sono benvenuti i giovani nel settore dell'agricoltura. Sono e devono essere giovani che sanno che lavorare con la terra per cercare di creare poi un prodotto che sia, diciamo, che entri sulle tavole di tutti i giorni, è un lavoro importante che richiede tanta passione, anche perché si lavora con anche tanti tipi di professionalità, perché nascono professionalità proprio anche che hanno bisogno di un percorso universitario oppure molto tecnico, certo, che trovano poi un ottimo riscontro perché le produzioni si specializzano. Quindi sì, e anche perché poi insomma agricoltura oggi non è fine a se stessa il produrre un prodotto, ma è anche turismo.
Quindi oggi l'Italia, che è un paese che dovrebbe essere principe nel turismo e che tanto cerca di fare in questo settore, penso che debba anche guardare al settore dell'agricoltura come un valore aggiunto anche per il turismo, e tante aziende oggi stanno innovando, cercando di abbinare una cosa all'altra, cercando di creare recettività nel nostro territorio, abbinata quindi alla degustazione dei nostri prodotti. Ho visto che avete Paolo De Castro che viene all'inaugurazione, lo dico anche perché il problema serio è che rinnovare queste strutture, collegarle, che ne so, con le biomasse o aprire l'agriturismo, convertire l'azienda, avere uno spaccio, tutto questo ha un costo ovviamente anche per queste imprese, ed è importante sapere come ottenere questi finanziamenti, che però dal punto di vista dell'Unione Europea sono strategici non solo per noi ma un po' per tutto lo sviluppo dell'Europa. Sì, sono strategici, bisogna essere bravi a fare squadra per intercettarli. Questo sì, è un po' il problema del Veneto, diciamo, noi, del insomma, nord-est in particolare. Nel nostro piccolo, proprio a livello fieristico, abbiamo intercettato un finanziamento importante che ci ha permesso di restaurare una delle 2 filande che sono parte del polo fieristico, che ci ha, facendo così sì, finanziato più del 70% dell'opera. Quindi se non avessimo intercettato questo finanziamento europeo, molto probabilmente non saremmo in grado di offrire i servizi che oggi riusciamo a dare. Voi siete di proprietà del comune come ente? Certo, siamo un ente pubblico, proprietà del comune, quindi del nostro territorio, insomma. Senta, ho visto che c'è questo legame molto forte con le persone, con la gente, ha sempre un aspetto anche umano, anche nel costo del biglietto, diciamo così, che si cerca di mantenere contenuto da un lato, dall'altro c'è anche un piccolo impegno nei confronti di chi magari sta passando un brutto momento, e siamo vicini a Natale, insomma un pensiero anche per queste persone. Noi lo facciamo molto volentieri, penso sia molto importante, molto spesso l'abbiamo fatto, abbiamo donato una piccola parte del biglietto in beneficenza anche a enti di ricerca in passato, quindi anche in particolare un ricercatore che era del nostro territorio, che diciamo, faceva ricerca a livello internazionale importante. Quest'anno lo dedicheremo ai veneti che hanno necessità e che ne hanno molta, penso, ma come anche altre varie aree del nostro territorio, ma noi guardiamo anche al nostro, insomma, quindi ai nostri veneti che hanno bisogno doneremo una parte quindi del biglietto anche a loro. Bene, mi sembra un'ottima iniziativa. Senta, abbiamo parlato di cose tanto serie questa mattina, ma per divertirsi lì alla fiera di Santa Lucia di Piave c'è qualcosa? Per divertirsi io penso che bisogna venire per mangiare e bere bene. Questo è un ingrediente fondamentale. E in questo senso lì si troveranno molte specialità, insomma, dalle tripe, come ho detto, che sono uno dei della manifestazione. Al mandorlato, del buon vino e quant'altro, quindi si troverà di tutto e di più anche. Ci sono anche delle novità, prodotti innovativi che magari si possono trovare, sono di nuova produzione? Diciamo che le aziende agricole in realtà del territorio innovano sempre e nel loro piccolo sanno sempre innovarsi, quindi ogni anno restiamo anche noi stessi sorpresi dal prodotto che nel genere viene portato, no? Quindi dal formaggio particolare che può essere prodotto da una latteria al vino più particolare. Vicino ci sono le Maighe, quindi vicino, insomma non vicinissimo, però a poca distanza. Ma in molte scendono e vengono a fare la manifestazione, e quindi insomma si trova sempre novità anche nel settore, insomma, della salute, perché le nostre fiere poi ospitano anche biosalute durante l'anno, quindi c'è di tutto e di più, soprattutto, insomma, nel settore enogastronomico. Poi per i più piccoli e per le famiglie anche lì abbiamo creato un'area, una farm proprio per i bambini, dove troveranno dei giochi particolari, insomma, per rimanere in ambito dell'agricoltura, per la famiglia, per i giovani. Grazie ad Alberto Nadal di essere stato con noi questa mattina per raccontarci questa bella e lontanissima storia che continua sempre appunto nel nome dell'innovazione. E noi continuiamo parlando di agricoltura, perché ormai l'abbiamo detto in tutte le maniere, però è importante saperlo. Domenica si vota per il rinnovo delle assemblee dei consorzi di bonifica. Ogni proprietario di abitazione o di terreno agricolo può andare a votare e dire la propria per rinnovare queste assemblee. È molto importante, ne parliamo tra pochissimo.